Care amiche e amici all'ascolto, gabbata la festa, gabbato l'usanto. Ebbene, anche la marea elettorale per quanto riguarda le politiche è passata e guarda che stella però continua sempre. Puntata tutta speciale dedicata a una centenaria doc, ma come si dice in questi casi, lo tempo è tiranno. Dunque, allacciate le cinture, si parte, let's go! E come un vero compleanno lo festeggiamo anche cantando tanti auguri. Bene? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Vittoria, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Vittoria, tanti auguri a te. Assessore Bello, si festeggia un importante avvenimento, la festa dei 100 anni di questa signora che insomma ha un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda questa casa di riposo. Ma sì, la signora che compie oggi i 100 anni è la signora Vittoria Collovatti, ma non è la prima che compie i 100 anni in questa nostra piccola casa di riposo, che ricordo è una casa di riposo tra l'altro solo femminile e per autosufficienti. È il secondo compleanno centenario che festeggiamo, uno l'anno scorso e questo di quest'anno, quindi e ce n'è subito pronto un terzo in giugno, per cui è davvero una serie interessante di coincidenze e di fortunati compleanni. Possiamo dire insomma che Rivignano in questo 2013 festeggia parecchi centenari, perché anche nella puntata scorsa abbiamo conosciuto la suora, insomma, poi lei stessa ci ha detto che da queste parti insomma c'è l'elisir di lunga vita. Assolutamente sì, è vero, abbiamo festeggiato anche il compleanno centenario di Suor Maria Luisa e presto ne festeggeremo qui un altro ed è veramente un dato statistico importante perché una su tre delle nostre ospiti della casa di riposo ha più di 100 anni, 100 o più anni insomma. Lunga vita possiamo dire. L'elisir di lunga vita, si vede che a Rivignano, a parte qui nella nostra piccola casa di riposo, trattiamo molto bene le ospiti, ma evidentemente c'è una buona aria, fa bene alla salute e si vive a lungo. L'animatore di questi tempi cosa vuol dire? Allora, fare animazione in questa struttura in particolare, visto che questa struttura ha delle caratteristiche particolari rispetto ad altre strutture, altre case di riposo dove i numeri sono molto più grandi, qua si è cercato di fare un'animazione un pochino specifica rispetto agli ospiti che ci sono qui, alle ospiti che ci sono qui, valutando e considerando molto la loro storia, il loro passato, le loro abitudini, i loro hobby e quindi a volte l'animazione diventa non attività di gruppo o strutturate, ma attività anche singole e individuali, oltre comunque anche ad altre attività comunque specifiche quali la tombola perché è un classico o attività come i laboratori di cucina, visto che insomma, sono tutte donne, ma abbiamo puntato soprattutto su attività individuali, quindi magari la lettura individuale in base alle letture che erano abituati a leggere o non lo so, alla cura del sé, ecco, che è una cosa che a loro piace molto. Ecco, lei è anche la coordinatrice per quanto riguarda questa struttura e le allieve sono brave, la fanno arrabbiare?
No, diciamo che ci sono delle operatrici molto brave e anche qui è stato fatto un lavoro non solo sulla professionalità che l'operatore addetto all'assistenza deve avere, ma anche un lavoro sull'individualità, il rispetto dell'individualità, della dignità della persona e quindi rispettare quelli che sono i tempi, le esigenze e le necessità delle ospiti. Quindi sia un'organizzazione strutturata, ma a me piace molto questo termine flessibile, in modo da modellare e modulare in base alle esigenze, ai tempi e nel rispetto comunque delle persone. Allora, una bellissima giornata, una bellissima festa e le bambine, diciamo, si stanno comportando bene, no? Sì, sicuramente. Si sono comportate benissimo, sono contente perché ogni festeggiamento è ben voluto e ogni compagnia e allegria è sempre ben voluta. Poi qua c'è un qualcosa di particolare, no? Si respira sempre una bella aria qui dentro. Certo, perché questa è una casa, è una grande famiglia, noi la chiamiamo, no? Perché tra le 20 ospiti, più noi operatrici, una grande famiglia, una bella famiglia, sì. Una bellissima giornata, un bellissimo momento anche di aggregazione, ma soprattutto la particolarità di questo centro. Questo è un centro per con le persone un po' metà autosufficienti, metà non autosufficienti, con le persone che sono molto belle, hanno un'età molto avanzata. Sono delle persone speciali che hanno bisogno di aiuto. La fanno arrabbiare ogni tanto? No, le persone anziane sono un po' esigenti, ma non si fanno arrabbiare. Noi siamo qua per questa. Ci pensa lei, insomma. No, dobbiamo pensarci sempre a buttarlo nel scherzo, a ridere, perché sennò... Una bellissima giornata, un momento di festa che dimostra ancora una volta che si può fare anche in questi tempi, ricordare un po' le persone, ma soprattutto essere vicini in tempi in cui è difficile farlo. Esattamente, oggi è una giornata a parte splendente con il sole, ma anche per noi, perché siamo delle persone che ci avviciniamo con tutto il nostro potere, diciamo, verso le persone anziane. A loro basta poco, non serve dare chissà che, loro hanno solo bisogno di raccontarsi, di raccontare i loro spaccati di vita e noi solo con la nostra presenza ascoltare. Non serve tante cose o cose impossibili, è un arricchimento intellettuale, mentale, ma anche dell'animo, a mio parere. Operatività 024. Sì, l'infermiera qua lavora al mattino qualche ora e alla sera qualche ora. Di notte c'è l'operatore, non c'è l'infermiera professionale ma c'è l'operatore, sì. Comunque le ospiti sappiamo che si stanno comportando veramente bene, insomma sono tutte brave? Tutte brave e centenarie, come vedi arrivano a 100 anni, allora siamo contenti da questo fatto. Sono trattati bene, si sentono a casa, insomma. Sì. L'abbiamo notato anche noi. Sì. Tu ad esempio da quanto tempo che collabori con il Cerchio della Vita? Ma diciamo che è un mezz'anno, forse sì, un mezz'anno, forse più, poco più. Senti, un consiglio da dare a dei tuoi coetanei per partecipare a queste iniziative? Ma consiglio a ognuno di provare, perché in tanti solo a pensare pensano che sia qualcosa di, non so, qualcosa che faccia schifo, invece è una bella cosa, fai anche esperienze belle. Come dice un noto slogan pubblicitario, alza la cornetta che il furgone ti aspetta, insomma. Bravo, sì, giusto anche questo. Abbiamo un furgone abbastanza adatto anche per handicappati, per le sedie di handicappati, trasporto bellissimo. Lo metteremo in funzione il più presto possibile e per il resto io faccio un applauso a questi ragazzi che sono più giovani di me anche, specialmente anche queste signorine che hanno il tempo di aprire la casa vengono a darci una mano, l'iniziativa è buona, speriamo che vada avanti ancora un po'. E anche la 17ª puntata di Guarda che Stella è giunta a ponente. Care amiche e amici, alla prossima!